Da Bassano a Padova il Brenta è uno dei paesaggi naturali più affascinanti e preziosi da tutelare, a maggior ragione perché il fiume nei secoli è stato oggetto di molti interventi e a ridosso dell'asta sono nati paesi, comuni, aree industriali. Preservare questo paesaggio, impreziosito anche dal lago di Camazzole con la sua falda sottostante che garantisce l'acqua potabile a 4 città venete, e ripristinare il valore naturale sono gli obiettivi del progetto europeo Life Brenta 2030, ormai in fase di ultimazione. A partire da quest'estate ha visto la ridefinizione delle sponde dei fiumi e dei bacini idrici insieme al ripristino degli ecosistemi a rischio come le preziose zone umide, fino alla creazione di nuovi boschi e spazi verdi. È una delle aree più importanti del Veneto, è importante sicuramente come ecosistema, ma è anche importante come punto di ricarica della falda, perché da Bassano a Fontaniva la falda viene ricaricata prevalentemente dal fiume Brenta, e qui bisogna ricordare che nella zona tra Cittadella, Carmignano, località Camazzole e Fontaniva viene prelevata l'acqua per dar da bere a 4 province del Veneto, quindi capite qual è l'importanza di quest'area. Tenete presente che il Brenta fino al suo percorso a Fontaniva è un bacino di ricarica. Noi a pochi passi dal Brenta abbiamo la centrale di Camazzole, che è una delle centrali di prelievo acqua più importanti del Veneto, parte l'acqua per ben 4 province, e quindi abbiamo tutto l'interesse a tutelare il fiume, perché tutelando il fiume si tutela anche la falda. Naturalmente sotto il nostro territorio ci sono molte falde acquifere da tutelare, perché sappiamo l'importanza e il patrimonio che è l'acqua, ma soprattutto anche come Cartigliano abbiamo la zona industriale proprio nell'alveo del fiume Brenta. E sono anni che cerchiamo di tutelare quest'area con l'aiuto anche delle stesse aziende. Infatti a breve saranno messe delle paratiate a 4 metri appunto per nascondere queste aziende e riuscire ad ottenere finalmente che le basse del Brenta diventi ufficialmente parco riconosciuto a livello europeo. Percorsi pedonali e ciclabili e una segnaletica che agevola chi vuole visitare questi luoghi, e il recupero delle aree umide che in molti casi erano oggetto del comportamento incivile di alcuni che le usavano quasi come discariche a cielo aperto. Oggi invece queste sono oasi verdi di pace, ricchissime di flora e fauna. C'è un intervento a livello superficiale, nel senso che si va appunto a tutelare quello che è l'ecosistema, quindi vengono piantate piante, viene un po' pulito, viene sistemato, viene tutelato diciamo quello che è l'ambiente. Altre 4 aree sono state interessate appunto da questo intervento che è stato finanziato dall'Unione Europea con il progetto Life Brenta 2030, progetto che però ha finanziato anche altro, in particolare ha finanziato uno studio sulla falda che noi abbiamo commissionato al CNR, che a breve verrà presentato anche alla popolazione per far capire l'importanza di questo territorio. La falda è in fase di ricarica, è certamente migliorata rispetto all'estate 2022 in cui abbiamo avuto la minima, diciamo così, però voi sapete che le falde non è che si ricarichino dalla sera alla mattina, è un processo lungo, è un processo sul quale bisogna avere pazienza, ma soprattutto dobbiamo stare attenti che non avvengano inquinamenti.